Un cordiale saluto amici della Wii Sport e ben ritrovati al Valerio Bacicalopa di Taormina, dove va in scena la seconda giornata del campionato di promozione per il girone C. La Ionica affronta il Milazzo, entrambe vittoriose la scorsa settimana. La formazione di mister Dario Costantino ha liquidato la pratica Motta Sant'Anastasia con risultato di 2-0. Dall'altra parte invece i ragazzi di Nico Caragliano hanno superato per 3-1 il Gesca al 4-3 per i Santa Teresini, con Gugliotta dei pali, linea difensiva che vede Savoca e Lombardo sugli esterni, Rasimienko e San Filippo al centro, in mediana Cardia supportato da Giannetto e Gagliardo, in avanti Ortiz, Ninkovic e Alessio Savoca. Parte il primo tempo, subito Ionica pericolosa al 14esimo con il pallone verso Ortiz che però non riesce a colpire la sfera. Il numero 9 argentino subito pericoloso, poi il calcio punizione da parte di Cardia, di rigore Giannetto viene liberato, non riesce a trovare il gol. È stata segnalata anche la posizione di fuori gioco, minuto 24, ci prova ancora una volta la Ionica. I padroni di casa fino a questo momento sicuramente meglio rispetto al Milazzo, viene riconquistato il pallone al centrocampo, c'è il tentativo da parte di Ninkovic che impegna l'estremo difensore Scibiglia, bravo il numero 10 della Ionica in questo caso. Al 25esimo calcio d'angolo per i Santa Teresini, Gagliardo sul primo palo la alza sopra la traversa, non riesce a trovare il bandalo della Matassa. Il Milazzo quando c'è un cambio, colpo alla destra per Giuseppe Savoca, dentro Ferraro, siamo al 38esimo, 3 minuti più tardi ancora Ionica in avanti con l'occasione per vie centrali, il pallone che finisce al limite dell'area dove Savoca stoppa e conclude col sinistro, bellissima l'idea da parte dell'arciere che però non trova lo specchio della porta. 44esimo, ancora Ionica in avanti, il pallone in area di rigore, qui tutto solo troverebbe il gol del vantaggio Ortiz, fermato il gioco per presunta posizione irregolare del numero 9 della Ionica. Si resta allora sullo 0-0, questa è la scelta della terna arbitrale. Attenzione al corner in casa Milazzo, pallone che viene schiacciato in due tempi, il portiere Gugliotta fa buona guardia, duplice fischio al Bacicalopo di Taormina, 0-0 e reti bianche tra Ionica e Milazzo, ma fino a questo momento solo la formazione di mister Dario Costantino in campo. Possiamo partire col film del secondo tempo. Al 55esimo attacca il Milazzo finalmente con Aloe che prova a cercare spazio sulla destra, il mancino liftato di Aloe, il colpo di testa, anche qui gol per il Milazzo. Anche qui però viene tutto annullato per presunta posizione di fuorigioco da parte di Rosario Rasà, si era liberato in area di rigore, è tutto fermo però, e allora dall'altra parte la Ionica, bello il pallone in area di rigore per Ortiz, fermato da Scibiglia, poi calcia incredibilmente sul difensore Alessio Savoca, ghiotta occasione per la Ionica di trovare il vantaggio al minuto 58. 59esimo attacca invece il Milazzo per vie centrali, bello il pallone per Rosario Rasà, tu per tu con Gugliotta, prova il pallonetto Rosario Rasà, anche in questo caso segnalato il fuorigioco che però non sembrava esserci. Attenzione dalla destra, riesce a entrare in area di rigore, Aloe mette dentro, ottima la chiusura da parte di San Filippo che evita quei peggiori alla sua porta. Poche emozioni nella seconda frazione, prova allora a mischiare le carte mister Dario Costantino, fuori Savoca, Giannetto, Ortiz e Ninkovic, dentro trovato Desan, La Forgia e Saglimbeni. Al minuto 91 però succede di tutto perché il Milazzo sfiora, anzi trova il gol che viene annullato, azione infinita, c'è il cross dalla destra di Koulibaly, viene deviato, forse un tocco di mano, la sfera finisce sul centro-sinistra, ancora un traversone, Rosario Rasà in rovesciata, trova il gol del possibile 0-1 ma viene tutto annullato. Rivediamo qui il presunto tocco di mano da parte di Desan, non sanzionato al direttore di gara Angelo Culisano, e poi è anche complicato stabilire quale sia la scelta da parte dell'assistente per annullare il gol di Rosario Rasà. Triplice fischio allora al Bacicalopo di Taormina, finisce a reti bianche Ionica contro Milazzo, benissimo nel primo tempo i Santa Teresini, un po' meglio invece il Milazzo nella ripresa. Protestano entrambe le formazioni per gol annullati da una parte e dall'altra. Amici della Wii Sport, si conclude così la seconda giornata del campionato di promozione. Un cordiale saluto e alla prossima.